Bene ragazzi, bentornati su Real Napoli Football. In questa puntata andiamo a cercare la seconda vittoria in Divisione 7 per metterci sulla buona strada per la promozione subito in Divisione 6. Nella scorsa puntata abbiamo battuto 3-1 la Juve, una bella partita Juve molto emozionante e dinamica, tra l'altro con una tripletta del Sciolito favolosa, vi consiglio di andarvela a vedere. Detto questo, il sistema ci ha subito trovato un avversario che è il Paris Saint-Germain, che come sapete quest'anno al mercato ha fatto un macello e le Paz. Tra l'altro l'ultimo ad andarsene è stato proprio Neymar, che anche lui ha abbandonato Parigi. Detto ciò, io vedo un Haaland contro, chiaramente, e Bellingham, abbiamo visto un po' di gente, i nostri stanno tutti bene, tranne il Ciuchi, che peccato perché il Ciuchi nell'ultima partita mi ha fatto 3 assist, giocherà Politano chiaramente, qua vedo un po' di frecce giù, vabbè. Bene, di fronte abbiamo un po' di gente, vediamo lui quando vuole iniziare la partita. Dicevo io, seconda partita della Divisione 7, proviamo a metterci sulla buona strada per la promozione. Paris Saint-Germain, Napoli. Si parte. Provano subito il lancio lungo, Zielo intercetta, dribbling di Kvaratskhelia, grande Kvara che prova a fermarsi, fermato, niente da fare. Tra l'altro è tornato anche il maestro titolare questa partita, eccolo qui il maestro che ha anche rinnovato, grande maestro. Anghissà, attenzione, Zielinski torna da Anghissà che allarga verso Matteo Politano che prova a rientrare, niente da fare, fermato dal difensore Anghissà, grande recupero di Anghissà, poi Lobo, la verità proprio ad Anghissà si stavano incartando tutti e Pempè recupera palla su Giannino che ha esagerato con quel dribbling. Ostigard chiude Haaland e dà palla a Meret che prova un rilancio lungo verso Osimhen che spizza verso Zielo, la palla non arriva a Zielinski, purtroppo colpito Osimhen, attenzione Politano, Anghissà, recupera palla Anghissà, lo bosca in verticale da Osimhen che si ferma, attenzione, perde palla Osi, Rachmani anticipa Pempè, poi Di Lorenzo lo dà a Meret che rilancia lungo ancora verso Osimhen, palla lunga buttata in questo caso da parte nostra, Rachmani, Lobo, palla per Zielinski, allarga per Mario Rui che la dà a Kvaratskhelia cambia tutto perché aveva visto libero Politano ma niente da fare. Grandissimo recupero palla di Lobotka, fantastico Lobo, dribbling pazzesco di Lobotka che poi cambia tutto verso Matteo Politano che prova a dribblare, Politano fermato, peccato, è stata un'azione pazzesca di Lobo. Ostigard su Haaland, pazzesco Ostigard anche lui qui, poi allarga verso Kvaratskhelia che prova il dribbling, se ne va Kvara e il cross di Kvara di sinistra, c'è Osimhen, palo pazzesco di Osi. Poi Politano prova ad appoggiare Anghissà, arriva il portiere, Politano ancora, appoggia Zielo, prova a metterla dentro, palo pazzesco di Osimhen ragazzi, poi Lobo, palla per Politano, il cross, c'è Kvaratskhelia che si divora Kvara, la butta fuori Kvara ragazzi. Cosa si è mangiato qui Kvaratskhelia ragazzi, cosa si è mangiato qui? Mamma mia, anticipo di Mario Rui, incredibile, ancora Kvaratskhelia, scende Kvaratskhelia, se ne va Kvara, entra Kvara, cross in mezzo, c'è ancora Osimhen, anticipato suppongo dal difensore, no, ha preso lui, ma siamo seri. Altra occasione ragazzi, Ostigard ancora a contrasto, fantastico, Mario Rui per Osimhen che appoggia verso Politano, attenzione Politano, larga per Di Lorenzo che la ridà a Zielinski, attenzione, Ghissà recupera palla, Ghissà dentro per Politano per Osimhen, Victor Osimhen dopo il palo su assist di Politano facciamo 1-0 contro il Paris Saint-Germain.
Attenzione, Zielinski chiude. Lucas Vázquez. No, allora fa gioco, vabbè. Gindares. Attenzione, Lobotka, gran break, Anghis allarga per Politano. Politano, tiene palla Politano, scende Politano, prova a cambiare tutto verso Kvaratskhelia, gran cambio, gioco di Politano, fantastico. Kvaratskhelia dall'altro lato, il cross in mezzo per Politano, per Zielinski. Peccato, cambio campo pazzesco di Politano. Kvara ne ha approfittato per cercare Zielo in area di rigore. Siamo andati vicino al 2-0. Attenzione di Lorenzo. Mario Rui deve chiudere su Chiesa, grande Mario Rui, che poi ha provato ad aprire per Kvaratskhelia ma non ci è riuscito. Bravo Ostigar e poi Mario Rui e poi Zielo per Kvaratskhelia che prova il dribbling, fermato. Fallo laterale per il Napoli. Attenzione, Mario Rui, Ostigard. Recupera palla Zielinski che va centrale da Rachmani per Anghissà. Abbiamo rischiato un po' qui ma alla fine giriamo bene la palla per Di Lorenzo che apre per Politano che crossa verso Osimhen che ha provato addirittura la sforbiciata, ragazzi. Madonna Roma. Para Di Lorenzo, gran break, recupera palla Anghissà, Zielinski, ancora Anghissà. Allarga per Di Lorenzo, palla per Politano che si ferma, si gira, appoggia Zielinski, la palla non arriva a Zielo, peccato. Zielo prova a recuperare, attenzione, c'è anche Di Lorenzo su Pempè. Recupero pazzesco di Lorenzo su Pempè. Perdiamo però una brutta palla, attenzione. Fermato da Rachmani. Da Politano, palla per Anghissà, perde palla Anghissà, Di Lorenzo ci mette una pezza, poi Lobotka si gira Zielo, fallo. Molto bene, molto bene. Verso 3 ore. Lobo, palla verso Chiesa, Kvaratskhelia, dribbling di Kvara, sì se ne va, poi appoggia per Mario Rui che può avere il tempo di crossare, Mario Rui verso Osimhen, fermato dal difensore. Attenzione, grande Giannino, proviamo a chiudere questo primo tempo in vantaggio. Aiù, bene, 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 chiudiamo in vantaggio meritato, secondo me meritato contro il Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain, porcato, abbiamo tirato solo noi fino a mo', fermati. Detto questo, si riparte con il secondo tempo. Dobbiamo difendere il vantaggio, anzi incrementarlo se riusciamo. Lobotka, Mario Rui. Proviamo a giocare con Ostigard, Mario Rui, se ne va Mario, attenzione scende Mario sulla fascia. Poggia per Kvaratskhelia che può ancora crossare Kvara verso Osimhen, niente da fare, c'è Lobo. Ad Anghissà che appoggia ancora a Mario Rui dentro per Kvaratskhelia. Dribbling di Kvara pazzesco, peccato, il primo è riuscito, il secondo no, c'è Kvaratskhelia, Donnarumma. Lobotka, grande recupero a centrocampo, e poi Zielinski, gran break di Zielo, se ne va Politano, attenzione Politano, dribbling di Politano, 2 volte, calcio d'angolo, bene. Molto bene, adesso abbiamo Osi al centro dell'area, quindi possiamo provare la spizzata. Lobo verso Osimhen che spizza! La palla non arriva al maestro, peccato. Peccato. Mario Rui prova a recuperare, niente da fare, Anghissà ferma tutto e poi Zielinski. Mario Rui ancora, allarga per Kvaratskhelia, fermato Kvara. Attenzione, Osimhen prova anche a fare un po' di pressing, niente da fare. Mario Rui appoggia per Ostigard, recuperiamo palla, Lobotka, palla per Zielinski. Zielo un po' troppo lento qui a decidere cosa fare. Attenzione Lobotka, Anghissà, recupero pazzesco e poi perde palla come un cazzone di merda. E Zielinski recupera l'ennesimo gol al centrocampo, gran partita di Zielinski fino ad ora, errore qui di Mario Rui, recuperiamo ancora palla, Lobotka, palla per Osimhen,
ci distendiamo un po' finalmente. Palla per Politano. Politano è un po' solo Politano, però vede Osimhen in mezzo. Politano, Osimhen! Pazzesca palla di Politano per Osimhen. Inserimento pazzesco del 9. Ed è doppietta per Victor Osimhen. Cross pazzesco, cross pazzesco di Politano. E si vola 2-0 contro il Paris Saint-Germain. Proviamo a recuperare palla, attenzione, aiuta anche Osimhen. Grande Anghissà, grandissimo. E poi palla per Osimhen che prova ad andare da Politano, fermato da Virgilio Van Dijk. Attenzione Anghissà, grandissimo Lobo, poi palla per Anghissà che allarga ancora verso Politano, che ha un po' di spazio questa volta Politano. Attenzione, appoggia dietro per Di Lorenzo il cross, tacco di Osimhen. Che cosa stava combinando quel maledetto, ragazzi, mamma mia. Anghissà, palla per Kvaratskhelia, prova ad accendersi Kvara, niente da fare. Un po' spento Kvara in queste due partite, non sono riuscito a fargli fare niente di che. Attenzione, Mario Rui prova ad appoggiare, erroraccio di Mario Rui qui. Poi Ostigard appoggia per Lobotka. Anghissà va da Kvaratskhelia che appoggia Mario Rui scende Mario Rui può crossare ancora verso Osimhen che salta anticipato dal difensore. E non è sempre Pasqua, ragazzi, effettivamente. Rachmani, attenzione, lotta con Haaland. Stavolta Haaland alla meglio. Un po' distratti qui. Mario Rui deve chiedere su Lucas Vazquez. Mamma mia, che si divora Pempé. Che si divora Pempé, ragazzi. Meno male, ragazzi, cosa si è divorato Pempé. Tanto Osimhen prova ad appoggiare, niente da fare. Secondo me bisogna cambiare qualcosa, serve un po' di freschezza. Rachmani su Haaland ancora. Grandissimo Rachmani che poi colpisce la schiena di Mario Rui. Poi Rachmani, attenzione, stiamo rischiando un po' qualcosa qui. Bellingham, Meret. Poi Zielinski prova ad andare da Kvaratskhelia. Ci riesce Kvaratskhelia, va in profondità da Politano, palla un po' troppo lunga. Osimhen, recupera palla Osimhen, attenzione, Osimhen, la parata e poi arriva Kvaratskhelia che si divora il 3-0. Se lo divora totalmente il 3-0 Kvara qui, peccato. C'è qualche sostituzione, raga, ci vuole. Tra l'altro non c'è nemmeno ancora Zanoli, porca puttana, vabbè, Raspadori al posto di un po' al posto di Poli. E il Ciolito non lo faccio entrare stavolta. Gaetano Demme, va bene così. Va bene così. Un po' di sostituzioni. Donnarumma rilancia, attenzione. Ostigard su Haaland, vince Haaland il duello, ma Anghissà sulla seconda palla è implacabile, la recupera. E poi Raspadori, dribbling di Raspadori pazzesco. Poi per Di Lorenzo, palla per Anghissà, Zielinski. Mario Rui appoggia ancora per Zielinski che la dà poi a Kvaratskhelia, azione pazzesca, prova il dribbling Kvara, niente da fare, gli viene ridata palla. Lobotka, pallaccia di Kvara qui per Lobo. Mario Rui, proviamo a recuperare, attenzione, Lobotka, niente da fare. Haaland, parata di Meret su Pempé e rilancia tutto subito lungo Pempé. Osimhen prova ad appoggiare per Kvara, niente da fare. Lobo, break di Lobo pazzesco. Mettiamo in cassaforte praticamente la partita. Lobotka, dribbling di Lobotka che se ne va, vede dentro Osimhen, prova a dargliela. Osimhen, tripletta di quel pazzesco ragazzo che si chiama Victor Osimhen. 3-0 contro il Paris Saint-Germain, tripletta pazzesca di Osimhen. Gioco, partita, incontro, ragazzi, ci becchiamo la seconda vittoria di fila, questa volta con la tripletta del 9. Sono 6 punti in divisione 7, ragazzi.
e nella prossima punteremo alla promozione.